Carissimi amici del canale YouTube Napoli è sempre bella 2, un abbraccio dal sottoscritto Gianni Amendola a tutti i tifosi del Napoli, a tutti i napoletani del mondo e naturalmente a tutti gli iscritti al canale. Carissimi amici, in questo video voglio parlarvi di una cosa molto diversa dal calcio, però è una notizia che sta girando molto sui social e visto e considerato che gira molto ed è molto condivisa la notizia, mi è venuta voglia di dire il mio pensiero e alcune cose su questo fatto. E qual è il fatto? La notizia la conoscete tutti. Il cantante neomelodico napoletano, veramente lui è di origini siciliane, Tony Colombo, si è sposato. E quindi è una notizia normalissima fino a qua. Si è sposato, si sposano tutti e si sposano anche i cantanti neomelodici. Però in questo matrimonio è successo una cosa molto particolare che secondo me è una cosa che lascia pensare, è una cosa che lascia dubitare, è una cosa che certamente fa riflettere. E a me mi ha fatto molto riflettere e mi ha fatto pensare. Innanzitutto vi dico che cosa è successo e poi come la penso. È successo che per festeggiare il matrimonio il signor Tony Colombo ha fatto un matrimonio da star e quindi ricchissimo, con tante bellissime cose, con addirittura un corteo con maggiorette, un corteo con personaggi vestiti in vari costumi del 600, dell'800, insomma un matrimonio proprio alla pascià. Però se il signor Tony Colombo se lo può permettere, ma perché non dovrebbe sposarsi come cacchio vuole lui? E quindi fin qua tutto a posto, tutto lecito. Ma poi andiamo nell'illecito. Perché? Mo ve lo dico. Il corteo del matrimonio che ha girato tutti i quartieri di Napoli indisturbato, bloccando traffico, eccetera, eccetera, a un certo punto il corteo del matrimonio è arrivato a Piazza del Plebiscito. Per chi non è napoletano deve sapere che Piazza Plebiscito è la prima piazza di Napoli. Si chiama Plebiscito, che vuol dire un grande numero di persone, un popolo intero, una piazza che può ospitare tantissime persone. Quindi la piazza più importante di Napoli. E il signor Tony Colombo che cosa ha fatto? Per festeggiare il suo matrimonio ha pensato bene di arrivare dopo il corteo a Piazza Plebiscito e ci ha montato un bellissimo palco, grande, costoso, con tanto di luci, impianti bellissimi, eccetera, eccetera, e quindi ha occupato tutta la piazza. Dice, vabbè, ma fanno tanti concerti a Piazza Plebiscito a Napoli. È vero, però devono essere autorizzati. È come si suol dire, qui casca l'asino. Sì, perché il concerto organizzato da Tony Colombo per festeggiare il suo matrimonio a Piazza Plebiscito non aveva nessuna autorizzazione. Ma la cosa più pazzesca, lo sapete qual è? È che Piazza Plebiscito è situata che di fronte c'ha la caserma dell'esercito e la prefettura. E quando Tony Colombo ha incominciato il suo concerto, la piazza era strapiena, perché a Napoli tanti stravedono, a me non piace assolutamente, ma a Napoli tante ragazze, tanti ragazzi, tante persone stravedono per Tony Colombo. E quindi la piazza era bella gremita, Piazza del Plebiscito a Napoli, ma senza autorizzazione. E la cosa più pazzesca che il concerto è durato 2 ore e nessuno, nemmeno un vigile, è andato dall'organizzatore a dire scusi mi faccia vedere il permesso. Nessuno, nemmeno un militare. C'è la caserma dell'esercito di fronte, un vigile, la prefettura. E allora la domanda è, ma com'è possibile? Io
voglio un attimo escludere che sia stato il neomelodico Tony Colombo. Facciamo per ipotesi che non sia Tony Colombo ad aver festeggiato in piazza Plebiscito a Napoli il suo matrimonio. Facciamo per ipotesi che sarei io, per esempio. Allora io che faccio? Mi sposo, faccio il corteo per tutte le strade di Napoli, blocco traffico, eccetera, eccetera, e nessuno mi dice niente. Poi arrivo a piazza del Plebiscito, ho fatto montare un palco gigantesco, il mio cantante preferito si esibisce per 2 ore tranquillamente di fronte alla prefettura e alla caserma dell'esercito e nessuno che mi viene a chiedere l'autorizzazione per poter fare tutto questo. Ma mi sembra una cosa normale. E allora viene spontanea la domanda. E quale domanda? Ma com'è possibile? Com'è possibile che nessuno abbia chiesto un documento, un'autorizzazione a questi signori che dietro Tony Colombo hanno organizzato tutto questo? Io non voglio pensare male, anche se il famoso Andreotti disse la famosa frase: a pensare male è sbagliato, ma spesso ci si indovina. E allora io su questo argomento mi tengo il mio pensiero per me, perché potrei dire veramente una fesseria e me la voglio sparagnare. Ma fatemi la cortesia, rispondete voi alla mia domanda, soprattutto se vi piace questo cantante, perché a me non piace. Sarà pure bravo, sarà un grande artista, ma a me non piace. Ma sicuramente a tanti di voi piace e lo conoscete molto meglio di me. E allora per cortesia, mi aiutate a me e a tanti altri come me a capire, ma com'è possibile che uno qualsiasi va a piazza Plebiscito, monta un palco gigantesco, eccetera, eccetera, fino alle 2 di notte si mette a cantare, a suonare e nessuno gli dice un cacchio? Ecco, questa è la cosa incredibile, è la ragione di questo video, perciò l'ho intitolato così, cioè Tony Colombo si sposa, ma succede l'incredibile. E l'incredibile è questo. E ditemi voi se non è incredibile. E allora, io devo chiudere il video, però questa cosa ve la dovevo dire, perché è vero, non si tratta di calcio, però c'entra Napoli. E cacchio, questa domanda io ve la dovevo fare. E allora, molto gentilmente, amici del canale, sotto il video, nei commenti, scrivete, secondo voi, com'è possibile, perché questo signore Tony Colombo è riuscito a fare quello che gli pareva e piaceva a piazza Plebiscito senza autorizzazione, nessuno gli ha detto uè di fronte alla prefettura e all'esercito. Come mai? Come mai? Scrivetemelo, fatemelo sapere, almeno andrò a letto più tranquillo quando avrò una risposta a questa domanda, va bene? Per il momento è tutto. Noi ci risentiamo al prossimo video. Intanto, se vi fa piacere e non siete iscritti al canale, iscrivetevi, e che vi costa? E se il video vi è piaciuto, lasciate un bel like. E allora un abbraccio a tutti gli amici del canale, a risentirci alla prossima e come sempre vi dico, al di là del risultato, sempre e comunque, Forza Napoli!